Saluto a tutti, su questa volta queremos ragionare sul motivo che sta che rallentare la procedura Brexit può crescere la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea. Importante è stata una sentenza da parte dell'Alta Corte che ha praticamente deciso che il governo non poteva andare da innanzi se non tenete l'approvazione da parte parlamentare. Puite che la democrazia parlamentare no, che prevede che il Parlamento è sovrano e che non si poteva creare nulla in questo settore se non vi è l'approvazione del suo Parlamento. L'Alta Corte ha detto che poi sul referendum non è vincolante, cioè è stata un'opinione richiesta sul popolo ma che legalmente non è vincolante, quindi non è che già dopo è automaticamente legge su che è stato deciso. Quindi l'Alta Corte ha deciso che prima di spartire la procedura del SITA dell'Unione Europea vi chiedete il consenso del suo Parlamento. Da questo il governo non è assolutamente contento che pensando di spartire la procedura a fine del mese di marzo e questo potete tranquillamente tardare la procedura poi che magari in vinza stimende che sul Parlamento si possono presentare diverse posizioni diverse, ognuno può tenere la sua e poi magari potete essere qualcuno pure chi vota contro, che comunque la maggioranza parlamentare all'interno del suo Parlamento iti pro su remain, cioè pro a barrare. Va successo però che tutto canto sono nato che hanno rispettato la volontà del suo popolo e che i parlamentari hanno votare può essere, magari chi non sono d'accordo, poi te caso il popolo ha deciso gai. La trattativa sul dibattito ha essere non se era fuori dall'Unione Europea, ma come se era fuori dall'Unione Europea e battacchiare l'approvazione appunto del suo Parlamento. Il governo però ha presentato diretto sul ricorso a satero gradino gerarchico della giurisprudenza inglese britannica che è la Corte Suprema che sul mese di Natale, sul mese che entra a sentenziare si l'Alta Corte tenia a regione e si deve tornare a confermare su che ha deciso l'Alta Corte. Meta probabilmente a essere gai, quindi deve scherrere l'approvazione del suo Parlamento a Savine può anche spartire la procedura. Grazie per l'attenzione, nos vamos a vedere alla prossima puntata post aggiornamento. Io da Londra vi saluto e cominciando a provare. Io sono Maurizio Carta e alla prossima. Salute!